Sì, allora, eventualmente appunto sull'argomento di cui stavamo discutendo ritorniamo poi alla fine della lezione. Allora, le domande che vengono dagli altri poli. Qui da Padova è stato detto che nel percorso scolastico la presentazione di alcuni argomenti risulti diversa sia dal punto di vista dei contenuti che della terminologia. A tal proposito, non sarebbe utile un confronto tra docenti della scuola media e quelli della scuola superiore? Proseguo. Certamente i programmi sono molto vasti, così come le richieste per quanto riguarda le definizioni, le proprietà e le formule, ma siamo tenuti a rispettare delle richieste ministeriali che rappresentano i requisiti necessari per il proseguimento degli studi. Sì, allora questo rispondo nell'ordine. La seconda mi sembra più un'osservazione e sicuramente è un problema legato a quel discorso delle competenze che si diceva prima. Su questo non ho una risposta, ecco, sulla seconda, su come si possono bilanciare le cose. A mio avviso iniziare le cose in maniera, questa per esempio l'introduzione dei numeri relativi in questo modo, per esempio, può consentire di introdurre meno definizioni, meno proprietà, meno notazioni e quindi di insistere più su alcune idee, quelle che abbiamo presentato fino a questo momento, per esempio, e imparare a operare utilizzando solo quelle idee e non tante proprietà che possono anche non essere enunciate. Spero dopo nella lezione, perché anche nella discussione che abbiamo appena fatto qui in sala, sono emerse alcune cose, spero di riuscire a mettere in evidenza alcuni punti poi in quello che dirò dopo. Seconda, rispondo invece all'inizio della domanda, questa sull'interazione tra insegnanti delle secondarie di primo e di secondo grado, sicuramente. Infatti in altri poli, per esempio, questa attività è stata fatta in maniera contemporanea a insegnanti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. L'Istituto Veneto ha scelto di dedicare questa attività invece alle scuole secondarie di primo grado, ma può essere un'idea sicuramente quella di estenderla almeno ai docenti per esempio del biennio della scuola secondaria di secondo grado, e questa discussione sarebbe sicuramente molto, molto utile fatta insieme. Ecco. Allora, da Rovigo chiedono un chiarimento a proposito dell'ultimo passaggio, forse conviene tornare indietro. Ecco sì, dice saldo più 4 meno 10 più meno 3 meno 10. Uno studente della secondaria di primo grado penserebbe di risolvere il problema scrivendo saldo più 4, tra parentesi meno 10, meno, tra parentesi più 3, per meno 10, tra parentesi. Questa proposta di soluzione potrebbe essere alternativa alla prima? No, non leggendola, no. Ecco, la mostro. Sì, ho capito, quindi portare il meno che c'è scritto dentro la parentesi insieme al 3, di portarlo fuori. Questo significherebbe fare la sottrazione. Io, come ho detto all'inizio, volevo mettere in evidenza il fatto che facciamo sempre addizioni, facciamo sempre, sommiamo crediti o sommiamo debiti, ma l'operazione è sempre quella. Tuttavia non mi sento di dire che è sbagliata quella proposta. Chiaramente tutte queste cose, la matematica, ognuno di noi
forse la capisce a modo suo. Qui io sto cercando soprattutto di fissare un linguaggio che possa guidarci in questo percorso. Allora, questo linguaggio è l'operazione che faccio, la indico sempre col segno più. Se in quella scrittura è comunque sottinteso che sto facendo la somma di meno e con quel meno indico l'opposto, allora l'opposto di quello che viene dopo, allora quella scrittura rimane coerente con quello che stiamo dicendo. Ecco, spero di avere risposto. Sempre da Padova, i libri di testo indicano con addizione l'operazione e con somma il risultato, è corretto? Sì, anche di questo qualcuno aveva già parlato prima qui, anzi prima della lezione proprio. Abitualmente quando intendiamo operazioni algebriche, l'operazione stessa la chiamiamo operazione di somma o addizione, è indifferente se la chiamiamo somma o addizione, e l'altra operazione che poi si introduce è la moltiplicazione o prodotto, mentre non diamo dei nomi al risultato di un'operazione. Invece mi è stato fatto notare prima appunto che quando si fanno le operazioni con somma si indica appunto il risultato. Ecco, qui, anche qui si tratta un pochino di mettersi d'accordo. Io metto in evidenza, parlo sempre delle operazioni, poi quindi se si intendono le operazioni algebriche, con somma e prodotto indichiamo l'operazione. Invece in ambito aritmetico la somma è il risultato dell'addizione, ma questo cambio di linguaggio si può fare quando si introducono appunto i numeri relativi e le operazioni con il loro significato algebrico. Ora da Verona. Allora, come affrontare questo tipo di attività con ragazzi discalculici? Una. Due. Questo lo dico subito, non so proprio rispondere, cioè, mi spiace. Come dicevo prima, questa attività parte dall'idea, cerchiamo di uniformare il linguaggio, di semplificare, di togliere le cose superflue. Anche l'idea di laboratorio l'ho un po' evidenziata prima, però ribadisco, non abbiamo l'esperienza per poter affrontare i problemi dell'insegnamento quotidiani che possono essere questi. Qui possiamo confrontarci tra di noi sui percorsi da svolgere a livello teorico o elaborare delle idee di attività da fare, ma questo tipo di problemi non saprei veramente come affrontarli. Altra domanda sempre da Verona. Come modificare il linguaggio in modo che sia comprensibile ai ragazzi, tra parentesi, senza perdere troppo in rigore? Modificare il linguaggio, immagino che si intenda che a un certo punto dobbiamo cominciare a parlare appunto utilizzando per esempio il linguaggio che vi propongo in queste lezioni. Io credo che sia importante cercare da esempi concreti. L'altra volta abbiamo parlato di temperatura, oggi abbiamo parlato del conto corrente, di debito, di credito, di far capire come a seconda del
contesto si usa un linguaggio diverso, quindi se sto parlando di conto corrente uso la parola debito e credito. Come lo traduco in linguaggio matematico? Lo traduco parlando di numeri positivi, numeri negativi. Allora, se riesco a identificare dei contesti nei quali uso un certo tipo di linguaggio e quindi circoscrivo il linguaggio al contesto nel quale lo sto usando e poi quando cerco di formalizzare rigorosamente da un punto di vista matematico le cose che ho espresso, allora lì uso il linguaggio, cerco di introdurre il linguaggio matematico rigoroso. Poi anche i matematici, quando pensano alle cose e risolvono i problemi, spesso usano un linguaggio, seguono delle idee che non sono quelle rigorose della matematica, per cui per parlare, per confrontarci o per pensare dentro di noi, possiamo usare anche un linguaggio non troppo corretto, oppure tipico se ho bisogno di pensare, di spiegarmi che il prodotto di due numeri negativi è positivo, pensando che cancellare un debito significa avere un credito, quando spiego questa cosa qui, magari utilizzo qualcosa di non troppo rigoroso. Avete visto che ho parlato anche di sottrazione a un certo punto, anche se ho insistito più volte dicendo che non voglio parlare della sottrazione mai, perché questo a volte aiuta. L'importante è che poi nella formalizzazione ci sia un momento in cui uno dice bene, però adesso parlo un linguaggio che è la matematica e in quel momento uso il linguaggio rigoroso. Per cui quando si fa un laboratorio, si discute con i ragazzi, si può parlare anche in maniera del tutto poco rigorosa anche. L'importante è poi la formalizzazione matematica che diventi rigorosa. Ecco, l'ultima domanda era: nell'esempio portato non c'è il rischio che i ragazzi perdano di vista l'obiettivo che l'esempio stesso vuole mettere in evidenza? Non ho capito bene la domanda. Non so se l'esempio vuole essere questo qui dell'ultimo. Non lo so, forse manca un pochino la conclusione, cioè adesso io ho solo scritto questa riga qui per dire quali sono le operazioni che si devono fare, manca, diciamo, l'osservazione che allo stesso risultato si ottiene sommando 3 volte 10 nell'ultima operazione che facciamo, quindi questo sicuramente eventualmente va evidenziato. E sempre da Padova, con i ragazzi delle medie si lavora sul concetto di radice, insegnando loro a trovare quel numero che elevato all'indice ecco, adesso da il radicando. Allora lo affrontiamo poi. Perché è meglio che andiamo avanti così arrivo Vediamo un al attimo punto, che c'erano altre 2 cose, allora questa torniamo dopo. Allora, forse non abbiamo capito, ma togliendo un debito di 2 non si dovrebbe arrivare a 0, mentre meno 2 uguale 2 rappresenta un credito. Togliendo un debito di 2 non si dovrebbe arrivare a 0? Direi che la cosa, l'esempio più, la situazione più chiara è quella che è scritta adesso nell'ultima riga dello schermo. Io devo cancellare un errore commesso, quindi siccome ho scritto 3 volte quel debito erroneamente, devo togliere 3 volte quel debito per arrivare alla soluzione giusta. Quindi non è che cancellare un debito significa guarda, tu mi devi 2 euro e dire no, non me li devi più, perché quello vuol dire che ti faccio un regalo. Ho cancellato un debito, ma nel senso che ho fatto un regalo. Invece fare un'operazione che cancella quella che ho scritto e quindi forse la cosa più pertinente è proprio
l'esempio che sta scritto adesso in cui io devo correggere un errore fatto. Ecco, io andrei avanti perché così spero di riuscire a parlare anche di questa questione delle radici, che è assolutamente importante ed è anche uno dei motivi per cui è importante parlare di numeri relativi. Allora, gli avevo promesso che questa dimostrazione è quasi rigorosa perché qualcuno me l'ha chiesta, se pensate che... Vabbè, però la facciamo perché questa forse anche si trova un pochino, mi sembra che si trova su molti libri, però vorrei mettere in evidenza alcune cose anche perché poco fa sono state evidenziate in qualche modo. Allora, quando noi parliamo di numeri naturali e poi di numeri relativi, quello che abbiamo fatto qui è di mettere i punti sulla retta. Prima abbiamo messo i naturali e poi abbiamo messo i negativi, ma tutti insieme sono i numeri relativi. Quindi l'insieme dei naturali diventa un sottoinsieme dei numeri relativi. E che cosa deve accadere? Deve accadere che se io nell'insieme dei numeri naturali avevo l'operazione che ho chiamato somma o addizione se preferite, ma quella operazione che ho definito, poi ho l'insieme dei numeri relativi, devo dare un senso a quella stessa operazione anche nell'insieme dei numeri relativi senza cambiare quello che succedeva prima. Quello deve rimanere vero. Quindi la stessa cosa deve accadere quando parlo di moltiplicazione. Se introduco una moltiplicazione o un prodotto, considero sinonimi queste due parole, se introduco la moltiplicazione o il prodotto nell'insieme dei numeri relativi, vuol dire che quando come numeri relativi particolari vado a prendere due numeri relativi positivi, devo trovare le stesse regole che trovavo prima. Quindi ci deve essere coerenza con queste cose. In più, come ho sottolineato prima, diciamo ancora riparlando di sottrazione, sarebbe spiacevole avere che una certa operazione, e qui parlo di prodotto, ma la stessa cosa vale per la somma, abbia una proprietà nell'insieme dei numeri naturali e poi se guardo un insieme più grande la proprietà è diversa. No, sarebbe ragionevole è ragionevole aspettarsi che le proprietà siano le stesse. Allora parlo di a quali proprietà penso della moltiplicazione. La proprietà associativa, commutativa, la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, il fatto che lo 0 è un elemento assorbente, cioè qualunque numero moltiplicato per 0 dà 0, e il fatto che 1 è l'elemento neutro, qualunque numero moltiplicato per 1 dà 1. Queste proprietà che conosciamo nell'insieme dei numeri naturali, diciamo, se do una definizione di prodotto che vale nell'insieme dei numeri relativi, voglio che restino. Semmai ne aggiungo altre, anzi potrei aspettarmi di arricchire, che ampliando l'insieme diventino di più le proprietà, non che cambino al loro interno. E questo è il discorso un po' che avevamo fatto sulla sottrazione prima. Allora adesso, come premesse di questa dimostrazione quasi rigorosa, ci sono queste due cose. Vogliamo avere un'operazione che sia definita tra due numeri relativi qualunque e diamo per scontato che ci aspettiamo che soddisfi queste proprietà. Allora, non dico cos'è il prodotto di due numeri
positivi, un prodotto di un numero negativo, e cerchiamo di arrivare a vedere cosa significa moltiplicare per meno, cominciamo col capire cosa significa moltiplicare per meno 1. Qui adesso io uso un linguaggio astratto, quindi prendo A, un qualunque numero relativo, positivo o negativo, non importa, e vediamo quanto vale. Con quella scrittura lì intendo meno 1 moltiplicato per A. Allora, vediamo, cominciamo col leggere questa cosa che ho scritto qui. Allora, la prima cosa che ho scritto è questa. Vediamo cosa succede se moltiplichiamo il numero 1 per A e gli sommiamo il numero meno 1 per A. Fermiamoci qui per adesso in questa scrittura. Allora, 1 per A, abbiamo detto, è una di quelle proprietà che vogliamo tenerci ferme, che devono valere. Quindi 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione, 1 per A fa A. E gli voglio sommare meno 1 per A. Vediamo cosa succede. Beh, se scrivo questa cosa qui, ho detto che una proprietà che voglio mantenere è la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma. Direte che qui c'è scritta una sottrazione, ma in realtà intendo sempre 1 più meno 1 quando scrivo questa cosa qui, è solo che il più non lo scrivo. Quindi uso questa proprietà distributiva per dire che questo è 1 più meno 1 che moltiplica A. Ma adesso 1 più meno 1 è un numero più il suo opposto che fa 0, quindi trovo 0 per A e 0 è l'elemento assorbente, quindi il risultato è 0. Allora, così abbiamo solo capito che questa quantità che indichiamo con meno 1 per A ha questa proprietà, che se la sommiamo al numero 1 per A dà 0. Però avevamo detto che mettendo il segno meno davanti a qualche cosa indicavamo l'opposto. Allora se io prendo il numero 1 per A e gli metto un meno davanti, con questa cosa qui indichiamo l'opposto del numero 1 per A. E per come abbiamo introdotto l'opposto, 1 per A più il suo opposto dà 0. Ancora, l'opposto è unico, questo prendiamolo pure per buono, quindi vuol dire che meno 1 per A è l'opposto del numero 1 per A. E quindi, meno 1 per A è l'opposto del numero 1 per A, siccome 1 è l'elemento neutro, questo è meno A. E con questo intanto abbiamo dimostrato che moltiplicare per meno 1 significa prendere l'opposto. Questo adesso vale qualunque sia il numero relativo, quindi se partivo da un numero positivo, moltiplicare per meno 1 significa trovare un numero negativo, se parto da un numero negativo, moltiplicare per meno 1 significa trovare il suo opposto e quindi un numero positivo. Allora, se A e B sono due numeri relativi, cosa significa fare meno A per B? Allora, ricordiamo che meno A lo possiamo pensare come meno 1 per A, l'abbiamo appena visto, e allora al posto di meno A per B posso scrivere meno 1 per A, l'ho messo tra parentesi quadre per indicare che quello lo vedo come il numero meno 1 per A, per B, una proprietà
che abbiamo detto vogliamo mantenere per la moltiplicazione la proprietà associativa, e quindi qui dissocio e associo, ma anche qui per me c'è solo la proprietà associativa, è sempre la stessa. La proprietà dissociativa significa solo leggere all'incontrario la proprietà associativa, ok? Quindi anche questo è una cosa che voglio sottolineare. Per me la proprietà è una sola, si legge da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, e quindi scriviamo meno 1 che moltiplica A per B, e questo applichiamo il risultato che avevamo appena dimostrato, è l'opposto del numero A per B. Cosa fare quando abbiamo A e B sono due numeri relativi e facciamo meno A per meno B? Allora, ricordiamo di nuovo che meno A è il numero meno 1 per A, meno B è il numero meno 1 per B. Inoltre, la prima cosa che abbiamo dimostrato era che meno 1 per A è l'opposto di A. Quindi se adesso al posto di A prendo meno 1 per meno 1 è l'opposto del numero meno 1, che è 1. Quindi questa è l'applicazione della prima cosa che abbiamo dimostrato al caso in cui A vale meno 1. Allora, proviamo a scrivere meno A per meno B. Adesso il numero meno A lo scriviamo come meno 1 per A, lo metto tra parentesi quadre per dire che è quel numero lì. L'altro meno B lo scrivo come meno 1 per B. Adesso di nuovo uso la proprietà associativa, che forse spesso si dice uso la proprietà dissociativa per togliere le parentesi quadre, poi la proprietà commutativa per scambiare l'ordine tra meno 1 e A, e poi di nuovo la proprietà associativa per mettere insieme meno 1 per meno 1, uso l'osservazione di prima per dire che quello è, il prodotto è il numero relativo 1, e quindi abbiamo ottenuto che meno A per meno B fa A per B. Questa è una dimostrazione quasi rigorosa che non credo sia fattibile in classe con i ragazzi, però so che qualcuno me l'ha chiesta per avere un chiarimento. A me sembra importante, per esempio, chiarire bene nei vari passaggi quali sono le proprietà che stiamo utilizzando. Ci sarebbero appunto un po' da approfondire queste questioni sul linguaggio, per esempio, relativo alla proprietà associativa che ho evidenziato in alcuni punti. Bene, una cosa importante è questa su cui soffermarsi, perché comunque ha un significato anche geometrico interessante che è bene ogni tanto anche utilizzare, è che la moltiplicazione per meno 1 fa ottenere l'opposto. L'opposto è il simmetrico rispetto all'origine del punto. Quindi se parto da un numero A, quando moltiplico per meno 1 prendo l'opposto che sta dall'altra parte rispetto all'origine, ma andiamo pure avanti a questa osservazione appunto che ci porterà poi alle radici quadrate. Allora, con questa regola dei segni del prodotto, adesso prima l'ho dimostrata in astratto dati due numeri relativi qualunque, adesso torniamo a usare dei numeri veri e propri, quindi quando non scrivo niente significa che il numero è positivo, quindi lì scrivo 3 per 3, intendo più 3 per più 3 fa 9,
ma anche meno 3 per meno 3 fa 9. Prima di arrivare alle radici quadrate, volevo però tornare un attimo a una cosa, un'osservazione. Sull'uso delle equazioni. L'uso delle equazioni con le incognite mi sembra che si introduca abbastanza avanti nel percorso della scuola secondaria. Tuttavia, a me pare un modo sempre di semplificare un po' le cose e anche di semplificare spesso dei problemi concreti o dei problemi da risolvere. Allora, vediamo come si arriva, per esempio, alla necessità di scrivere un'equazione. Supponiamo di sapere che il mio conto in banca oggi è di 50 euro e di sapere che ieri mi hanno accreditato 75 euro. Per qualche ragione voglio sapere qual era il saldo prima di questa operazione. Allora vuol dire che ieri avevo un certo saldo, mi hanno accreditato 75 euro e adesso ho 50 euro. Quello che non so lo indico con X, vuol dire che ieri avevo X soldi, mi hanno aggiunto 75, ho ottenuto 50. Allora, questa è un'equazione. Qualcuno qui in sala prima mi ha parlato appunto dell'esempio della bilancia. Allora, la bilancia, l'equazione è la bilancia. Abbiamo il piatto di destra e il piatto di sinistra, le due cose sono uguali, deve essere in equilibrio. C'è una cosa che non so quanto vale. Allora, prima abbiamo fatto riferimento a questa questione della bilancia a proposito della proprietà invariantiva. Proprietà invariantiva che, come ho detto prima qui in sala, io devo sempre fermarmi a pensare che cos'è, perché appunto credo di non utilizzare questa parola dal tempo delle scuole medie. Ogni tanto viene fuori, mi devo sempre fermare a pensare che razza di proprietà è. Perché non ci penso? Perché se io devo risolvere questa equazione non uso la proprietà invariantiva. Cosa faccio? Utilizzo il fatto che nell'insieme dei numeri relativi, guardate che qui non c'è scritto nessun numero relativo e questa è anche una ragione in cui scrivo delle cose, qui ci sono scritti solo numeri positivi, tuttavia c'è un numero negativo scritto lì da qualche parte e ho bisogno di utilizzarlo, di utilizzare i numeri negativi. Cosa intendo? Allora, se io conosco i numeri negativi, conosco il significato di opposto, dico io voglio trovare x. Voglio trovare x. Come faccio a ottenere x? Allora, ho due cose uguali. Se io aggiungo a tutte e due le cose uguali la stessa cosa, la bilancia rimane sempre in equilibrio. Quindi quando io ho un'equazione, se aggiungo da tutte e due le parti la stessa cosa, resta un'equazione. L'equazione la penso come una bilancia con i due piatti in equilibrio. Aggiungo. Ma cosa posso aggiungere? Io voglio far scomparire quel 75 che c'è scritto, perché se non ci fosse scritto 75 ci sarebbe scritto x uguale. Allora, come faccio a farlo andare via? Io conosco l'opposto di 75, quindi aggiungo sui due piatti della bilancia l'opposto di 75. Non posso farlo fisicamente, questa è una cosa che ha un significato, diciamo, solo se ho introdotto i numeri negativi, se ho dato un significato ad aggiungere un numero negativo. Allora, a questo punto,
A sinistra dell'uguale vedo che c'è scritto 75 più o meno 75, un numero più il suo opposto fa 0, quindi c'è scritto x più 0, scusate, cioè x. Dall'altra parte dell'uguale ho scritto 50 più o meno 75. A questo punto devo svolgere questo calcolo per sapere quanto vale x. E qui entra un po' in gioco l'aritmetica che mi dice come calcolare. Prima userò un po' delle proprietà che abbiamo visto dell'insieme dei numeri relativi e poi alla fine mi ricondurrò a fare quell'operazione che alle elementari chiamavo sottrazione. Però prima faccio un po' di cose. Allora mi ritrovo a sinistra dell'uguale c'è x, a destra c'è 50 più o meno 75, adesso a sinistra scriverò x e a destra applico la proprietà commutativa della somma, scrivo meno 75 più 50. Adesso il 50 lo penso come 1 per 50, l'1 lo vedo come meno 1 per meno 1. Adesso in tutti e due i termini di quella somma che sta scritta a destra c'è un meno 1 che moltiplica, applico la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, cioè raccolgo quel meno 1 e poi mi ricordo che meno 1 per 50 fa meno 50 e a questo punto mi trovo che x è uguale a meno 1 per il risultato di quella sottrazione che adesso è quella sottrazione delle scuole elementari che so svolgere, so che fa 25 e ho meno 1 che moltiplica per 25 che sappiamo che fa meno 25. Adesso tutte queste cose che ho scritte non penso minimamente che uno le faccia esattamente con questo ordine in classe con i ragazzi. Adesso questo era perché volevo mettere in evidenza che queste operazioni si fanno utilizzando solamente le proprietà che abbiamo citato, solo questa operazione di somma o di addizione e le proprietà della somma e il prodotto che abbiamo citato. Quindi non ho parlato di proprietà invariantiva, ho semplicemente aggiunto da tutte e due le parti di un'equazione uno stesso numero. Non voglio dire una quantità, perché una quantità ci fa pensare a qualcosa di positivo. Ho aggiunto qualcosa in modo che andasse via quello che volevo. Questo è, diciamo, un esempio di un problema concreto, così, che forse può essere interessante, che si formalizza in un'equazione, questa volta un'equazione che poi, se vogliamo usare un linguaggio matematico, un'equazione di primo grado. Facciamo attenzione al fatto che l'equazione, lo dico un'altra volta, nell'equazione sono scritti tutti i numeri positivi, ma il risultato è un numero negativo e nel problema concreto dal quale siamo partiti significa che io ieri alla banca dovevo 25 euro. Quindi ha un senso. Ecco, torniamo a un altro problema, cerchiamo di arrivare alle radici quadrate, spero. Sì, ce la facciamo. Allora, un altro problema. Supponiamo di avere un certo numero di oggetti, adesso non dico quale numero, un certo numero di oggetti e vogliamo disporli in righe e colonne, cioè fare più o meno un quadrato, possono essere dei quadretti tutti uguali o dei biscotti o delle biglie da disporre in qualche modo, da disporre, ma seguendo questo schema, un certo numero, un certo
in righe e colonne in modo tale che il numero di righe e il numero di colonne sia lo stesso, cosa che non si può fare per tutti i numeri ovviamente. Quindi adesso parlo di un numero per il quale si possa fare questa operazione. Allora, se ho, adesso qui è troppo fine, no, lo vedete credo, allora vuol dire che in ogni colonna io ho x, ho un certo numero di oggetti che indico con x, in ogni riga ho un certo numero di oggetti che deve essere lo stesso di quello che c'è nella colonna e quindi lo indico ancora con x. In totale ho x per x oggetti in questo quadrato, non li ho disegnati tutti, dove non ci sono, pensate che siano riempiti i posti, e quindi ho x al quadrato, questa notazione non c'è bisogno di introdurla, la conosciamo tutti, abbiamo x al quadrato oggetti. Allora, supponiamo adesso di avere 100 biscotti, per esempio, e di voler fare l'operazione di prima. Quante saranno le righe, quante saranno le colonne? Ho ragionato in astratto, ho detto che i posti, se le righe sono x e le colonne sono x, ho x al quadrato posti e voglio sapere quante sono le righe e quante sono le colonne se gli oggetti sono 100. Allora mi devo chiedere, quindi questa volta ottengo questa equazione, x alla seconda uguale a 100. E questo, siccome c'è quel 2 che indica il quadrato in alto, si chiama un'equazione di secondo grado. Allora, per l'osservazione che abbiamo fatto prima, abbiamo parlato della regola del prodotto tra numeri negativi, tra numeri relativi, abbiamo concluso con un'osservazione, anche qui è immediato accorgersi che x potrebbe essere 10 o anche meno 10 come soluzione dell'equazione. Nel problema di prima la risposta x uguale a meno 10 non ha senso, non posso avere meno 10 oggetti. In questo caso, quindi, una cosa è determinare tutti gli x, tutti i numeri relativi, il cui quadrato è uguale a 100, e la risposta a questa domanda è x uguale a 10 e x uguale a meno 10. Sono due le risposte. Nel problema di prima, però, dire che posso mettere meno 10 biscotti non ha alcun senso. Questo è anche il motivo per cui, sempre quando ho fatto un po' di storia dei numeri negativi, ho detto che per lungo tempo le soluzioni di equazioni algebriche che erano soluzioni negative venivano buttate via. Perché se uno pensa a un problema di questo tipo è una soluzione senza senso. Vediamo un'altra situazione. Allora, la situazione che abbiamo adesso invece è, vedete? Sì. Vediamo un'altra situazione. Adesso pensiamo, la linea orizzontale, non c'è la freccia, non è la retta dei numeri. Quella linea orizzontale rappresenta non so, il terreno sul quale siamo appoggiati e quel punto è il punto non so, dove mi trovo io. Supponiamo di avere non so, un'arma, un cannone per esempio, con un'angolazione ben precisa, un certo tipo di proiettile che ha un certo peso, eccetera, e il mio cannone riesce a imprimere una forza ben precisa, che è quella che quando sparo il
proiettile segue un'unica possibile traiettoria. Allora, qualunque sia la velocità con cui lancia, eccetera, questa traiettoria è sempre una parabola, perché sia esattamente questa, bisogna che le condizioni, ho detto un'angolazione, una certa forza con cui sparo, siano quelle, quindi non le posso modificare. L'unica cosa che posso modificare è la direzione in cui sparo, quindi io adesso posso sparare di qua, oppure potrei essere in quest'altro punto qui e sparare dall'altra parte. E più che essere in questo punto qui, posso girarmi e sparare dall'altra parte. Adesso ho un obiettivo da colpire. Ho questo obiettivo qua. Io mi posso muovere avanti e indietro lungo questa retta e posso sparare con questa cosa che ha questi dati ben fissati. Allora, se sono in questo, adesso su questa retta ho messo un'orientazione, perché supponiamo che sia qualcun altro a dirmi dove devo andare a sparare per colpire l'obiettivo. Allora c'è bisogno di avere un punto di riferimento e un orientamento in modo che l'altra persona mi dica: guarda, per colpire l'obiettivo vai a destra o a sinistra rispetto allo 0, ci sarebbe bisogno anche di unità di misura che non ho indicato, e vai nel punto preciso. Se sono lì e sparo, non colpisco niente. E quindi questo qualcuno mi dirà: guarda, spostati e vai. Dove mi posso mettere? Beh, i punti dove mi posso mettere sono due. Posso mettermi di qua e sparare da questa parte, oppure mettermi di qua e sparare dall'altra. In ogni caso colpisco l'obiettivo. Questa cosa qui adesso io non ho formalizzato l'equazione, però diciamo questa è una parabola, sempre. Quindi per risolvere questo problema si scrive un'equazione di secondo grado, come quella che abbiamo scritto prima, x alla seconda uguale 100, e in questo caso ci aspettiamo di avere due soluzioni, o nessuna, se l'obiettivo fosse messo qua sopra non potrei sperare di arrivarci, due soluzioni e tutte e due hanno un senso. Quindi se quell'equazione, se scrivendo le cose, adesso non è il caso che è rappresentato nel disegno, ma se in questa situazione mi trovassi a scrivere l'equazione, scoprissi che l'equazione è x alla seconda uguale a 100, le soluzioni sarebbero ragionevoli entrambe. Allora, sì. Sì, equivale al fatto che io mi sposto. Ah, se mi posso traslare di là? Sì, ok. Adesso non ho scritto l'equazione, diciamo equivale a spostare l'orientamento questo. Sì, sì, sì. Ha ragione, ha ragione. Sì, il problema è simmetrico, nel senso che basta rovesciare l'orientamento e ritornano le cose di prima. Dunque, vediamo. Sì, se si dovessero formalizzare, adesso perché non ho scritto le equazioni, vi ho fatto i disegni, scrivendo le equazioni si fanno in certi momenti delle semplificazioni, quindi per esempio uno comincia a supporre che magari l'obiettivo stia sopra lo 0, oppure e quindi la simmetria viene meglio. Adesso così come ho fatto il disegno non è proprio simmetrico sul rovescio, però da un punto di vista
diciamo formale, quando uno comincia a scrivere le equazioni dice beh, allora prendo l'obiettivo sopra lo 0 perché è più comodo scrivere l'equazione e così via, ma è per dire che in alcuni casi, diciamo questo voleva dire che insomma, in alcuni casi le soluzioni le posso buttare via, in altri casi le soluzioni negative invece hanno un significato ben preciso. In questo caso, per esempio, posso stare a destra dello 0 una soluzione positiva o a sinistra dello 0 una soluzione negativa, ma è una soluzione vera, anche quella non la posso buttare via come facevo prima. Sì, in realtà appunto se ci sono più soluzioni, diciamo, significa che l'equazione sarà di grado ancora più elevato eventualmente, d'accordo? Quindi potrebbe essere addirittura un esempio di, se non faccio queste semplificazioni sulle simmetrie che ho detto, magari verrà fuori invece un'equazione di quarto grado e saranno 4 le soluzioni e possono essere positive e negative e hanno significato tutte. Quindi quello che volevo dire in questo contesto è che quando ho un problema, e questa è una cosa importante, la dico proprio legata ai problemi autentici che hanno un ruolo così importante oggi, è importante che il problema sia autentico dall'inizio alla fine. Allora, se il problema è quello di prima, la soluzione negativa la devo buttare via, altrimenti non ho risolto un problema autentico. Se il problema autentico è questo e trovo delle soluzioni negative, quelle le devo tenere perché sono soluzioni autentiche di quel problema lì. Quindi è importante che in un problema autentico, dall'inizio alla fine, a seconda di qual è il problema, si controlli che la soluzione abbia un significato e si tengano le soluzioni che hanno un significato. E dobbiamo anche saper interpretare le equazioni che scriviamo come equazioni che risolvono i nostri problemi nel contesto giusto. Allora, il punto è che se abbiamo un'equazione bella come questa, x alla seconda uguale 100, beh, trovare un numero che moltiplicato per se stesso dia 100 è facile, sappiamo tutti che è 10, adesso abbiamo imparato i numeri relativi, c'è anche meno 10 e le soluzioni sono 10 o meno 10, però in generale può essere che questo numero io non lo sappia calcolare esplicitamente, ma che voglia indicarlo in qualche modo. Allora emerge anche la necessità di nuovo di scrivere qualcosa. Insisto su questa cosa, che la matematica molto spesso ci sono delle idee che nascono da una necessità di scrittura, come per il debito, il numero negativo. Qui adesso cominciamo ad aver bisogno di scrivere che una cosa elevata al quadrato vale un certo numero. Allora, adesso quell'intero l'ho scritto tra parentesi perché stiamo parlando di numeri interi adesso, quindi come indichiamo i numeri che elevati al quadrato danno un numero intero positivo perché siamo in questo contesto. Poi quando uno amplia ancora l'insieme dei numeri si può anche togliere quella parola intero, ma positivo invece va lasciato perché per le regole di moltiplicazione dei numeri naturalmente non c'è nessun numero che elevato al quadrato possa dare un numero positivo. Allora ricordiamo l'esigenza che a un simbolo sia associato un unico significato. Allora, questo devo dire proprio, mi spiace dover dire questa cosa, però a dispetto di ciò che c'è scritto sui libri delle scuole, su molti libri, almeno in quelli che io ho visto, c'è scritto così, però non è corretto, non è completamente corretto,
La radice quadrata di un numero positivo è quel numero positivo che moltiplicato per se stesso dà il numero dato. Come appunto qualcuno ha sollevato, adesso non mi ricordo se da Rovigo o da Padova, dice su molti libri di testo c'è scritto che la radice quadrata di un numero è un numero che moltiplicato per se stesso dà il numero dato. Allora, se tornassimo qui, con quella definizione, tutti e due questi, sia 10 che meno 10, sarebbero la radice quadrata di 100. Allora, se poi io mi trovo a scrivere la radice quadrata, a me è capitato, ho visto un libro, anzi l'avevo anche fotografato una volta, ma poi non so più dove ho salvato la foto, nel quale c'era scritto radice quadrata di 27, dopo la definizione, radice quadrata di 27 uguale più o meno la radice quadrata di 27. Quella scrittura è un errore, punto esclamativo. Allora, faccio una piccola digressione. Quando uno poi parla di numeri complessi e parla di radici di un numero complesso, si accetta anche che il simbolo della radice quadrata, io non lo faccio perché è una cosa che non mi piace, però alcuni accettano che il simbolo radice quadrata di un numero complesso indichi un insieme di numeri anziché un solo numero. Però, diciamo, devo dire veramente, non c'è motivo questo di parlare di numeri complessi nella secondaria di primo grado. Non credo che ci sia nessuna ragione per introdurre i numeri complessi nella scuola secondaria di primo grado. Seconda cosa, i numeri complessi prevedono un salto dimensionale, non possiamo più vivere sulla retta ma nel piano per rappresentare i numeri complessi, quindi è una complicazione che si può affrontare più avanti quando si introduce il piano cartesiano e anche le funzioni trigonometriche e tante altre cose, ma per capire a fondo in più i numeri complessi non hanno un ordinamento che invece c'è sulla retta. Ci sono tante complicazioni con questo e in più, lo sapete meglio di me, buona parte dell'attività, delle cose che si fanno fare ai ragazzi alla scuola secondaria di primo grado sono espressioni, equazioni dove non è possibile pensare di scrivere radice quadrata di 100 e se ho questa definizione qui, nel passaggio successivo cosa scrivo? 10 o meno 10? Allora, quando c'è un problema autentico, come i due esempi che abbiamo fatto prima, è ben chiaro quando ha senso una sola cosa delle due o hanno senso entrambe. Ma quando scrivo in astratto, e per esempio le espressioni che i ragazzi imparano a manipolare sono una scrittura, lì quando scrivo la radice quadrata di 100 non posso non sapere cosa devo scrivere dopo, non posso avere un dubbio, devo indicare una cosa sola. Per questa ragione, non fosse altro per questa ragione, si è deciso che la radice quadrata di un numero è quel numero positivo che moltiplicato per se stesso dà il numero dato. Quindi la radice quadrata di 9 è 3 e basta. Mentre le soluzioni dell'equazione x alla seconda uguale 9 sono radice di 9 e meno radice di 9, quindi 3 e meno 3. Quindi questa è una cosa fondamentale, o meglio, forse avrei fatto meglio a fare l'esempio con x alla seconda uguale a 27, le radici sono
radice di 27 e meno radice di 27. Quella scrittura che ho citato prima, radice di 27 uguale più o meno radice di 27, diventa assurda nel percorso che abbiamo fatto in questi due incontri sull'uso del segno più e del segno meno e così via. Perché? Cosa ho indicato? Cosa significa più o meno radice di 27 nel linguaggio che abbiamo introdotto, cioè che ho usato io in queste ore in cui ho parlato con voi? Vorrebbe dire che la radice quadrata di 27 è uguale a se stessa e al suo opposto. Non ha senso una scrittura del genere, semplicemente non ha senso. Quindi è una scrittura che con questo linguaggio non ha nulla a che fare. Va bene? Allora, ecco, quindi questa è una precisazione. Sempre un simbolo, un significato. Quindi simbolo radice quadrata ha un significato solo, è questo. Quando risolvo un'equazione però ci sono anche le radici, le soluzioni che possono essere negative e le indichiamo come meno una radice quadrata. Un ultimo concetto che volevo introdurre, lo farò molto rapidamente, è quello di valore assoluto. Di questo forse avevo già parlato l'anno scorso, quindi eventualmente lo ritrovate lì, forse anche registrata qualche discussione in proposito. Ritorniamo sulla retta nella quale avevamo messo i numeri relativi. Possiamo già con i numeri relativi, quindi interi relativi, introdurre il concetto di valore assoluto che mi piace introdurre come concetto di distanza tra l'estremo che non è 0 di quel segmento che ha una lunghezza pari al numero dato e che sta a destra se il numero è positivo o a sinistra se il numero è negativo, da quel punto che abbiamo chiamato origine. Quindi, guardando quella definizione, possiamo prendere come definizione di valore assoluto questa: il valore assoluto di A è uguale a il valore assoluto di quello che c'è scritto dentro il valore assoluto è uguale alla stessa cosa che c'è scritta dentro il valore assoluto se quella cosa è maggiore o uguale di 0. Nell'altro caso, cioè se l'argomento del valore assoluto è minore di 0, è uguale al suo opposto. Quindi il valore assoluto di A è uguale ad A se A è maggiore o uguale di 0, è uguale a meno A se A è minore di 0. Si vede subito che il valore assoluto è sempre maggiore o uguale di 0 e mi capita spesso di sentire che il valore assoluto di un numero è il numero senza il segno. Ecco, io ci ho tenuto, ho avuto come idea in testa durante tutto quello che ho detto che un numero non esiste senza segno, il numero ha il segno e il valore assoluto è uguale al numero se il numero è positivo o l'opposto del numero se il numero è negativo. Non posso togliere il segno da un numero perché è quello. Se il numero sta sulla retta, cos'è il numero senza il segno? Se io identifico i numeri sulla retta, i numeri positivi hanno il segno più e sono qui e i numeri negativi sono qui. Non riesco a trovare un senso al numero senza segno. Quindi questa è la definizione e anche su questo si possono fare alcune osservazioni.
Per esempio, una abbastanza che io considero importante è questa, che il valore assoluto di A è uguale alla radice quadrata di A al quadrato. La verifica di questo fatto è immediata. Se cominciamo a calcolare la radice quadrata di A al quadrato, allora se A è positivo, calcolo A al quadrato e la radice quadrata è quel numero positivo che elevato al quadrato da A, ma siccome A era positivo, è A. Se A è negativo, A al quadrato è positivo, quindi posso farne la radice, e quel numero positivo è quali sono i numeri che elevati al quadrato danno A al quadrato? Sono A e meno A. A è negativo e meno A è positivo, quindi quel numero positivo che elevato al quadrato mi dà A al quadrato è meno A. E questo coincide con la definizione di valore assoluto, quindi il valore assoluto è la radice quadrata di A al quadrato. Poi, sempre giocando sulla retta, come abbiamo fatto, per esempio per la proprietà commutativa, con idee di questo genere, si possono verificare alcune proprietà del valore assoluto, come queste, ma direi che siamo andati ben oltre il tempo previsto, quindi mi fermerei qui. Se avete domande, direi che ci affidiamo al forum per questo. Va bene? Allora ci rivediamo per l'ultima lezione. Diciamo, con questo io considero abbastanza concluso il discorso numeri interi relativi, che ho utilizzato, come vedete, anche un po' per puntualizzare alcuni concetti di base, e sicuramente nel terzo incontro vorrei parlare di frazioni, quindi di numeri razionali, e se possibile con un piccolo sguardo ai numeri irrazionali. Va bene, arrivederci e grazie a tutti.